Mirko Di Tora detiene il primato italiano assoluto in vasca lunga. Mirko Di Tora che ha recentemente vinto, grazie anche alla sua frazione a dorso, l'oro europeo staffetta 4x50 mista. È la seconda volta che sale sul gradino più alto del podio. Nel 2009 c'era salito anche con il primato del mondo. Un palmarès interessante per Mirko Di Tora, che vira il comando in 25,80, ha infatti collezionato 18 titoli italiani, la finale mondiale a Roma 2009, è stato semifinalista olimpico a Pechino 2008. Che dire di più di questo atleta davvero brillante, brillantissimo nella velocità del dorso. Il primato della manifestazione è suo, 53,69 stabilito nell'edizione dello scorso anno. Vediamo quanto ci regala oggi, 54,36, e dunque un gran bel crono subito a partire dalle qualificazioni per l'azzurro Mirko Di Tora. Natullo, compagno di squadra della polizia, dietro di lui 57,10, e poi Turrini, fratello d'arte.